quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, se c'è un detto che si adatta alla perfezione all'agire politico o impolitico di Ursula von der Leyen, peraltro non da oggi, direi da anni, è il famosissimo errare è umano, perseverare è diabolico. Ma perché oggi riacquisisce prepotente attualità, diciamo, questo detto collegato alla figura della Presidente della Commissione europea, perché oggi ci fa sapere Ursula von der Leyen e fa sapere ai cittadini europei, quindi anche italiani, di essere prontissima alla guerra commerciale contro gli Stati Uniti d'America, che sarebbe come dire che il sottoscritto è prontissimo a salire sul ring contro Mike Tyson. Tra l'altro Mike Tyson a cui devi la tua difesa, nel senso che se l'Europa è inserita in quella che è la più formidabile alleanza militare della storia umana, che ha una capacità di deterrenza ineguagliabile rispetto a minacce esterne, che si chiama NATO, lo deve agli Stati Uniti, esattamente al soggetto con cui vuole fare la guerra commerciale, mentre tra l'altro dice di essere minacciata, per esempio, con tutta la retorica diciamo ultra bellicista con i soldi e le risorse militari degli americani di Bruxelles, solleva lo spettro della Russia, no? Che è una minaccia esistenziale per l'Europa molto più che per gli Stati Uniti. Quindi a maggior ragione, se credi a quella minaccia esistenziale, dovresti serrare il legame transatlantico. Invece Ursula è pronta alla guerra commerciale, come se questo poi non avesse ripercussioni geopolitiche a 360 gradi. Ci ha infatti fatto sapere che se non si trova un compromesso entro appunto il 7 agosto, la data di scadenza del negoziato, scatteranno tariffe su una lista di prodotti per un valore di quasi 100 miliardi. Quindi la Commissione europea, se i negoziati non dovessero trovare un esito positivo e soddisfacente per entrambe le parti, è pronta con delle contromisure molto aggressive rispetto alle misure americane, le quali a loro volta, quantomeno dal punto di vista di Trump, secondo me, che dal punto di vista dell'oggettiva dinamica economica, sono in realtà contromisure rispetto a misure o a storture o a tipicità europee. E questo è il non detto che non viene mai messo sul tavolo. Cioè Ursula e loro signori dell'eurocrazia non vogliono mai prendere in considerazione le vere questioni che Trump mette sul tavolo che lo portano alla politica dei dazi, criticabile o meno, e cioè alcune storture che hanno quelle sì viziato il legame transatlantico da un punto di vista dello scambio commerciale, e non da oggi ma da lustri, secondo l'ottica americana. Trump li ha elencati più volte, ha fatto riferimento alle barriere tariffarie, all'eccesso di tassazione che c'è nell'Eurozona, in particolare rispetto ai prodotti americani, con degli squilibri oggettivi. Pensiamo all'IVA, che è già una tassa bizzarra da un punto di vista coerentemente liberale come quello americano, ma che la cui media europea è al 21%, quella che solo per certi versi è la tassa analoga americana è del 6%. Questo è uno squilibrio a cascata che avviene su pressoché qualunque scambio sull'asse transatlantico. Poi Trump ha fatto riferimento alle barriere non tariffarie, cioè sostanzialmente al Moloch burocratico europeo, all'Eurogabbia, all'ipertrofia normativa e dirigista che viene da Bruxelles e che è oggettiva. Ricordo dati di Confindustria, quindi non di una banda maga di motociclisti con la bandana confederata, ma secondo la nostra Confindustria, negli ultimi 10 anni gli Stati Uniti hanno prodotto circa 3.000 nuove norme, l'Unione Europea 13.000. Sono tutti quei passaggi burocratici, quei rallentamenti, quei cavilli, quei costi impliciti che uno come Mario Draghi, quindi non esattamente un critico dell'eurocrazia, ha chiamato dazi impliciti, e che per Trump e per le imprese e i lavoratori americani sono un problema oggettivo. La terza cosa che Trump ha messo sul tavolo è insomma che si tenga quantomeno conto
del modo in cui si è viziata la dinamica import-export sull'asse transatlantico, perché non c'è un altro caso analogo nella storia in cui un paese a fortissima vocazione esportatrice, che guarda caso è il paese da cui viene Fra Ursula, cioè la Germania, ha costruito insieme ad altri una moneta, l'euro, più debole della sua moneta storica, il marco, e che sostiene in modo, diciamo, anomalo e superiore rispetto a quello che era una dinamica di mercato, la sua capacità di esportazione. Questo è stato un danno oggettivo rispetto alla controparte americana. Questi temi che Trump ha messo più volte sul tavolo non entrano mai nel discorso di Ursula e di lor signori, che partono come se ci fosse, prima di Trump, ci fosse una situazione di idilliaco libero scambio sull'asse Stati Uniti-Europa, ma magari noi saremmo i primi a essere felici da liberisti impenitenti, ma non è affatto così, c'è una situazione ipernormata, iperdirigista, iper soggetta alle dinamiche della politica e della burocrazia, se non della moneta, tutto tendenzialmente sbilanciato a favore dell'Europa, e loro signori si rifiutano di prendere in considerazione questo e dicono o accordo soddisfacente o guerra commerciale. Capite che errare è umano, perseverare è diabolico, ma è diabolico soprattutto per imprese, lavoratori e famiglie europee. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato